Doveva concludersi così il primo Memorial Dino Marchi, un brindisi nella centralissima piazza dei Signori di Treviso, con il più classico dei calici veneti, quelle bollicine con cui il Leone di San Marco ruggisce nel mondo. Il Memorial Dino Marchi aveva avuto un prologo nella cornice del recente Vinitaly di Verona, con una presentazione nel padiglione del Veneto. Un pioniere dell'enogastronomia regionale, aveva detto di Dino Marchi il presidente Luca Zaia. È stato un pioniere vero e proprio, è stato veramente. Per tanti anni ci metteva cuore e anima, tutto insomma, ecco, all'AIS. Non le è mai pesato niente, sempre proprio una gran, per lui era la sua famiglia, era quasi la prima famiglia, non la seconda. La cornice del Palazzo dei 300 di Treviso ha conferito solennità alla prima edizione del Memorial Dino Marchi sulla buona strada, senza nulla togliere al calore e alla commozione dell'abbraccio tra la famiglia dell'Associazione Italiana Sommelier e la moglie Marisa con i figli Silvia e Alessandro, un ricordo vivo non ingessato in un cerimoniale. Il ricordo di Dino Marchi è un ricordo vivo e proprio perché è un ricordo vivo nella mente e nel cuore dei soci di AIS Veneto andava recuperato per poterlo trasformare in un messaggio positivo e che ci aiuti a guardare avanti nuovamente. Abbiamo messo in gioco questi ragazzi chiedendoli di elaborare un percorso naturistico per poterlo poi trasformare in un contenuto della guida del Veneto Venezia.it. Ci sembrava il modo più interessante, più nuovo per iniziare a guardare avanti e non fossilizzarci solo ed esclusivamente sul vino. La buona strada, nel nome di una delle figure di primissimo piano della sommellerie veneta, è quella che porta alla formazione dei giovani delle scuole e delle università per la promozione dei territori meno conosciuti. Ad aggiudicarsi questa prima edizione il cagliaritano Andrea Guerra e il pesarese Edoardo Di Tomaso, entrambi studenti della Ca' Foscari di Venezia. Il nostro lavoro punta a valorizzare quelli che sono tutti gli attori protagonisti di una delle zone meno conosciute del Veneto, come la zona di Custoza, la zona di Valeggio sul Mincio, per cercare di creare quella che è una rete tra produttori e non solo, in modo da dare un valore aggiunto alla zona. La scelta sicuramente è stata fatta per valorizzare il territorio che non era secondo noi un lido meno conosciuto e sì, il filo adriatico c'è stato perché comunque vengo da una zona adriatica e ho anche molto legame con il vino. Seconda classificata Margherita Barison con itinerari da Caorle a Chioggia, seguita dalla coppia formata da Luca Di Noto e Riccardo Pasinato con un progetto sulla Valpolicella. I progetti saliti sul podio saranno pubblicati nella prossima edizione della guida ai migliori vini del Veneto Venezia.it. Uno dei partner dell'iniziativa per i Tastaveni di AIS Veneto è la Fondazione ITS Academy Turismo Veneto. Una fondazione ITS è importante perché si occupa della formazione dopo il diploma, erogata da professionisti di settore, consulenti aziendali e formatori aziendali, all'interno di programmi che sviluppano competenze che le aziende ricercano fortemente. Un altro attore sulla scena è il Master in Cultura del Cibo e del Vino dell'Università Ca' Foscari. Con il nostro Master intendiamo dare un contributo a questo comparto così importante per l'economia regionale, un contributo nella forma di profili professionali preparati sulla cultura e sul potenziale che il nostro food and wine può esprimere nei mercati nazionali e internazionali. Quando il 27 luglio 2014 Dino Marchi si spense nella sua Montebelluna aveva 65 anni, fino all'ultimo aveva combattuto la malattia, fino all'ultimo era stato circondato dai familiari e dagli amici di una vita, in rapporti nati sui banchi di scuola. Avevamo la passione per il nostro modo di fare, ma avevamo anche la passione di andare in giro. Adesso non so se si usa ancora il termine bruciare scuola per dire quando si salta qualche lezione, ma io e Dino eravamo dei bruciatori mica da ridere, nel senso che riuscivamo a collegare il lavoro della scuola e di seguire anche con qualche escursione extra aula. Da sempre riferimento con il ristorante Marchi di Montebelluna, delegato AIS di Treviso, consigliere nazionale AIS, dal 2006 al 2013 presidente di AIS Veneto. Dino Marchi è stato figura importante non solo per i Tastaveni di San Marco, ma anche per le territoriali vicine come quella romagnola. Più che il presidente ricordo l'uomo, un uomo di una umiltà, di una capacità di ascoltare, di valutare, è una persona veramente molto capace e è un ricordo indelebile negli anni e nel tempo, purtroppo manca a tutti e sicuramente ha portato un modo anche nuovo e ci confrontavamo spessissimo. La marca trevigiana è certamente una Fort Knox dell'enogastronomia veneta. Con Dino Marchi la sommellerie del territorio è giunta ai livelli della qualità dei prodotti
prodotti espressi, arrivando a selezionare dirigenti come il presidente emerito nazionale dell'AIS Edi Furlan. Dino ha trasmesso a noi e a tutto il gruppo direttivo attuale una grandissima passione, umiltà, e quindi confermo quello che hai detto. Di sicuro abbiamo Edi Furlan, il presidente emerito, quindi un'altra eccellenza della sommelieria di Treviso, quindi sono d'accordo. Ricordare Dino ci è sembrato da diversi anni che ci pensiamo e oggi siamo riusciti a concretizzarlo. Voltarsi indietro per capire da dove si viene, guardare avanti per raccogliere le sfide imminenti sul nostro cammino. Guardare avanti, di far crescere le persone, di allargare, far conoscere il territorio, le persone, anche questi produttori. Ieri e oggi le tradizioni e i nuovi stimoli giovanili, il territorio e la globalizzazione, infine le bollicine del Prosecco. Sì, a Dino Marchi questa giornata avrebbe fatto certamente piacere, per il Veneto più che per se stesso. Sono mandato tra pochissimo al prossimo giorno.